alleluia. Senti al Cristo risorto che sale nei cieli, risuoni perenne la lode e la gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Nei cuori santi dei re, nel Figlio di Dio della gloria, della gloria. Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia della fede per la potenza dello Spirito Santo sia con voi. Miei fratelli, oggi di Pasqua non è Pasqua, ma la liturgia celebra la stessa festa di ieri. Perché? Perché la festa continua. Durante questi giorni la Chiesa celebra con questa medesima solennità la Pasqua del Signore. E la Bibbia canta: questo giorno ha fatto il Signore, rallegriamoci, esultiamo, alleluia. E allora insieme, per celebrare questa Eucaristia, aggrappiamoci al Padre, chiediamo quello che sempre chiediamo con tanta fiducia, il suo perdono. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, tu che togli i peccati del mondo, tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo la Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che fai compiere la tua Chiesa donandole sempre nuovi figli, concedi ai tuoi fedeli di custodire nella vita il sacramento che hanno ricevuto nella fede, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel giorno di Pentecoste,
Pietro con gli 11 si alzò in piedi e a voce alta parlò così: uomini di Giudea e voi tutti abitanti di Gerusalemme, vi sia noto questo e fate attenzione alle mie parole. Gesù di Nazare, uomo accreditato da Dio presso di voi per mezzo di miracoli, prodigi e segni, che Dio stesso fece tra voi per sua, come voi sapete bene, consegnato a voi secondo il prestabilito disegno e la prescienza di Dio. Voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete ucciso. Ora Dio lo ha risuscitato, liberandolo dai dolori della morte, perché non era possibile che questa lo tenesse in suo potere. Dice infatti Davide a suo riguardo: contemplavo sempre il Signore innanzi a me. Egli sta alla mia destra, perché io non vacilli. Per questo si rallegrò il mio cuore ed esultò la mia lingua, e anche la mia carne riposerà nella speranza, perché tu non abbandonerai la mia vita negli inferi, né permetterai che il tuo santo subisca la corruzione. Mi hai fatto conoscere le vie della vita, mi colmerai di gioia con la sua presenza. Fratelli, mi sia lecito dirvi francamente a Davide, che egli morì e fu sepolto, e il suo sepolcro è ancora oggi fra noi. Ma poiché era profeta e sapeva che Dio gli aveva giurato solennemente di far sedere sul suo trono un suo discendente, previde la risurrezione di Cristo e ne parlò. Questi non fu abbandonato negli inferi, né la sua carne subì la corruzione. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato dunque alla destra di Dio, e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito Santo promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Parola di Dio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Solo in te è il mio bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calce. Nelle tue mani è la mia vita. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, o Dio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Proteggimi, o Dio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, o Dio, in te. Alleluia, alleluia, alleluia. Questo è il giorno che ha fatto il Signore, rallegriamoci ed esultiamo. Alleluia, alleluia, alleluia.
Vangelo, in quel tempo, abbandonato il fulcro, amore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli, ed ecco Gesù venne loro incontro e disse: salute a voi. Esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi, orarono. Allora Gesù disse loro: non temete, andate ad annunciare i miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Mentre essi erano in cammino, ecco alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Allora si riunirono con gli anziani chiedono a sua i suoi discepoli, sono venuti di notte, l'hanno rubato mentre noi dormivamo. Semmai le cose del governo a noi, lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione. Quelli presero il denaro e fecero, secondo le indicazioni ricevute, con questo racconto divulgato fra i giovanoggi. È parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, ci ritroviamo insieme anche oggi. Oggi non è Pasqua, la chiamiamo Pasquetta, però celebra con la stessa gioia, con la stessa, con la solennità, anche se le cose non appaiono, di ieri. Celebra il grande mistero della risurrezione del Signore Gesù. Una grande settimana considerata di 50 giorni pasquali fino alla Pentecoste. Sant'Atanasio, il grande dottore di Antiochia, chiama questo tempo la grande domenica, la grande domenica, no, una grande sola domenica. Perché? Perché la risurrezione di Gesù non è un avvenimento singolarissimo della sua vita, è il culmine di tutta la storia della salvezza ed è insieme il compimento dell'amore del Padre per l'umanità che ci ha regalato con Gesù, il Figlio Redentore. Il Vangelo che abbiamo letto riporta due episodi della risurrezione. Il primo è l'apparizione di Gesù alle donne, Maddalena e Maria, madre di Giacomo, che erano andate a vedere il sepolcro. Queste donne vedono un angelo che dice loro: ma chi cercate? Cercate un morto, un vivo in mezzo ai morti, non è nel sepolcro, lui è vivo, andate a avvisare i discepoli che lui è risorto
discepoli del Signore Gesù, con orgoglio la sua grandezza e quanto ha compiuto come salvezza per noi, Pietro. Questo Gesù, Dio lo ha risorto dai morti. Tutti noi siamo i suoi testimoni. Testimoniare Gesù risorto è diventata la missione della Chiesa da sempre, e oggi i missionari portano con loro il messaggio: Gesù è risorto, Gesù è vivo nella sua Chiesa. Dal sepolcro vuoto allora partono due messaggi, cerchiamo di raccogliere brevemente due messaggi: quello delle donne, messaggere di risurrezione, e quelli delle guardie del Sinedrio, che nascondono la verità dei fatti, pagate dalle autorità giudaiche. Però c'è un fatto che nessuno può contestare: Gesù deposto nel sepolcro di Nicodemo. Quando la Maddalena prima e Pietro e Giovanni arrivano, non c'era Gesù. Quel sepolcro era vuoto, e quel vuoto non è una prova che Gesù è risorto, no, ma è un indizio che lui non è più là. Lui è risorto per noi. Pedro no, sarà quel sepolcro vuoto un inganno provocato dai suoi discepoli. Conclusione, miei fratelli: noi che abbiamo la fede, noi che crediamo che questo Cristo Gesù è risorto, a noi è rivolto l'invito a rinnovare la nostra fede nella sua risurrezione. E Paolo ci dice una cosa molto interessante ai Romani, scrive ai Romani: se confesserai con la tua bocca che Gesù è il Signore e crederai con il tuo cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvo. Sarai salvo, perché questa è la sorgente della nostra salvezza, e di questo tipo di salvezza tutti noi abbiamo bisogno. Vediamo. Il risorto è apparso alle donne al sepolcro e le ha invitati a portare al nostro il messaggio pasquale. L'annuncio della Pasqua ci rivolgiamo a Lui e diciamo insieme: fa che ti riconosciamo, Signore. Perché la Chiesa, custode della fede trasmessa dagli Apostoli, sia sempre fedele nell'annunciare il messaggio pasquale a ogni uomo. Preghiamo. Diciamo, Signore, perché coloro che governano i popoli non si lasciano essere compromesso, ma servano le comunità loro fidate con onestà e verità. Preghiamo.
perché la pace che il risorto è venuto a portare dimori in ogni luogo della terra. Preghiamo. Perché le donne che vengono sfruttate troppi solidarietà prendano cura della loro sofferenza. Preghiamo. Perché i battezzati che in questi giorni ti hanno incontrato nei sacramenti pasquali sappiano scoprire la tua presenza viva in ogni persona che Signore, risorto che sei vivo e operante in mezzo a noi, donaci occhi capaci di riconoscerti e rendici capaci di essere i tuoi testimoni fino ai confini ultimi della terra. Per Cristo, Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo, preso per noi, cibo di vita. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo questo frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. E bendigli, accogli, Signore, ti sia gradito questo sacrificio che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, stanotte gradito a Dio Padre. Accogli con bontà, oh Signore, i doni del tuo popolo, tu che lo hai chiamato alla fede e rigenerato nel battesimo, guidalo alla beatitudine eterna per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona è la nostra ceremonia, oh Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, è Lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha dato a noi la vita. Per questo mistero della pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra, schiere degli angeli santi cantano la tua gloria. Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna.
colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo, Padre di ogni santo, spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo gli rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: bevete, tutto il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Noi assumiamo, Padre, del calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e il sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nella gloriosa resurrezione di Cristo Gesù, tuo servo, per Cristo nostro Signore. Ricorda anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tu ti abbi misericordia. Ora ci parti alla vita eterna con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i Martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, grande potenza dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Riconoscenti, guardiamo il Padre che ci ha regalato con Gesù, il nostro Messia Salvatore. Padre nostro, nei cieli sia santificato, venga
l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli inviti alla cena dell'agnello. Forza di Cristo mi guardino per la vita. Atto numero 22. Alleluia, alleluia, alleluia. La Santa Pasqua illumini di viva fede l'uomini, redenti e fatti liberi. Alleluia, 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 alleluia. Il giorno dopo il sabato, le donne meste trepide al suo sepolcro accorrono. Alleluia, 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 alleluia. Dal cielo scende un angelo, splendente come folgore, la grande pietra rotola. Alleluia, 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 alleluia. Più lacrime, il pianto ceda al giubilo, sconfitte son le tenebre. Alleluia, 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 alleluia. Grazie a lui, e la gioia intoni il cantico che durerà nei secoli. Alleluia, 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 alleluia.
sacramento pasquale, o Signore, ricolmi i nostri cuori, perché coloro che hai fatto entrare nella via della salvezza siano resi degni dei tuoi doni. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, vi benedica Dio, Spirito Santo, e se venite andiamo in pace, alleluia, alleluia. Di una santa Pasquetta. Canto 115. Cristo risusciti, i cuori, Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signore. Cantate, o popoli, del regno umano, Cristo sovrano, Cristo celebri, Cristo adori, gloria al Signore. Dio Salvatore.